Violenza in centro storico. Sono le 4 del pomeriggio quando sfrontatamente alla luce del sole in piazza Castello a Vicenza, davanti agli occhi increduli dei passanti, un corriere sarebbe stato accerchiato e picchiato. Secondo le prime informazioni, tutte da confermare, l'uomo colpito con un pugno sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa. Quel che è certo è che è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo. La polizia locale è intervenuta immediatamente e 2 giovanissimi sarebbero stati intercettati e portati nel comando di contrassoccorso soccorsetto. L'aspetto più inquietante è che non si tratta di consumati malintenzionati, ma si tratterebbe almeno in parte di minorenni, un problema sociale, di civiltà, di cultura, tutti aspetti su cui bisogna fare una seria riflessione a livello di politiche educative. Se è vero che negli ultimi anni il fenomeno sta esplodendo è perché probabilmente si è imboccata la strada sbagliata. Intanto la questione sfocia sempre più spesso nella cronaca, come in questo caso. Con la scusa di una sigaretta il gruppetto di Maranza avrebbe avvicinato il corriere e poi, per motivi che devono ancora essere vagliati dalle autorità competenti, sarebbe scattata la violenza. La baby gang sarebbe stata avvistata nella zona già qualche minuto prima dell'aggressione, perché a quanto pare sarebbe entrata in qualche negozio attorno a Piazza Castello infastidendo titolari e clienti. La polizia locale sta indagando, adesso è caccia agli altri ragazzini che avrebbero scatenato la violenza.